Radio Chef, i gusti dell'estate, le ricette più originali e i migliori consigli per un'estate appetitosa. Ben trovati cari amici al nostro appuntamento con Radio Chef, i gusti dell'estate. Allora oggi siamo pronti anche proprio a portarvi a scoprire quali sono i prodotti del nostro territorio d'estate soprattutto, ma non solo. Lo faremo con un ospite d'eccezione. A questo punto allora chiederò a Maria di cosa si tratta, ma rimanete con noi perché oltre a farvi scoprire i prodotti del territorio vi daremo delle sfiziose ricette per la vostra estate, vi racconteremo come rinfrescarvi ma anche aiutare la bronzatura e infine concluderemo portandovi al fresco con qualche ricetta dedicata alla montagna. Ma partiamo subito dai prodotti del nostro territorio e dai sapori del Friuli Venezia Giulia. Maria. Eh sì Barbara, è tempo di partire anche nella nostra bellissima regione in questa estate 2024, ma non solo, perché oggi siamo a scoprire un tour, si chiama Sapori di Friuli Venezia Giulia ed è un tour della nostra regione per gustare proprio i sapori del territorio a 360 gradi, possiamo dire dal mare alla montagna, ma vi spieghiamo di più insieme anche al nostro ospite di oggi, Fabrizio Cicero, direttore d'Espar per il Friuli Venezia Giulia, che intanto accolgo qui con noi. Buongiorno. Beh, sarà un percorso bellissimo quello che potremo vivere insieme in questi prossimi mesi perché proseguirà fino a dicembre, ma volevo sapere fin da subito come nasce anche l'idea di Sapori di Friuli Venezia Giulia. Allora, nasce da quando abbiamo iniziato, abbiamo condiviso questa collaborazione con la regione, con il progetto Io sono Friuli Venezia Giulia. Noi nel 2021, a fine 2021, abbiamo certificato tutti i nostri punti vendita, perché comunque all'interno dei nostri punti vendita sono molti i prodotti già certificati Io sono Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo approfondito un rapporto che è comunque un rapporto storico di collaborazione con la regione, l'abbiamo approfondito fino a quando appunto volendo fare qualcosa in più è nata l'idea di questo tour del gusto. Consideri che noi questo tour del gusto sotto la bandiera d'Espar lo facciamo da parecchi anni. Quest'anno invece abbiamo deciso di condividere con la regione, con il progetto Io sono Friuli Venezia Giulia, un tour un po' leggermente diverso, no? Quindi andando a sposare i produttori legati al progetto Io sono Friuli Venezia Giulia con appunto il progetto che Despar ha portato avanti in questi ultimi anni, e devo dire che ne è venuto fuori un progetto molto interessante che ci vedrà appunto essere presenti dal mare ai monti nel secondo semestre di quest'anno. Anche perché voi vi muovete tanto all'interno dei vostri negozi nei prodotti proprio del Friuli Venezia Giulia. Tantissimi li conoscono, ma ci sono anche tantissimi turisti che grazie a questa opportunità potranno avvicinarsi anche al buon gusto. Sì, per noi è di fondamentale importanza, lo è sempre stato, la possibilità di vendere all'interno dei nostri punti vendita i prodotti del territorio. Noi siamo legatissimi al territorio, la nostra grande fortuna è essere presenti in modo capillare su questo territorio e quindi per noi è indispensabile, ma è assolutamente normale poter raccontare dei nostri negozi anche quali sono le eccellenze di questo bellissimo territorio. Lo facciamo da sempre all'interno dei punti vendita, ma lo stiamo facendo ancora di più con un progetto che noi chiamiamo di microlocalismo, che ci vede attenti ai piccolissimi produttori che potremmo trovare anche solamente in pochissimi nostri punti vendita. Quindi l'attenzione è a 360 gradi per il territorio, per i produttori del nostro territorio, da sempre, ma sempre di più. Benissimo, e allora i prodotti del territorio sappiamo dove trovarli, è il momento invece di scoprire quali sono le ricette che ci propone chi vive questo territorio. Questa arriva proprio da Trieste. Francesca Versienti ci propone delle polpette di zucchine che sono molto interessanti, insomma, da proporre in questo periodo, anche come qualcosa da preparare magari la sera e poi portare al mare già pronto, perché no? Oppure un bel aperitivo in riva al mare. Con questo caldo le serate d'estate a casa proprio magari la voglia non ci viene, allora perché non prepararle il giorno prima, poi ce le portiamo dietro e si fa un bel aperitivo a lungomare, soprattutto per chi ha la possibilità insomma di vivere vicino al mare, ma anche chi lo può raggiungere in poco tempo. In fondo la nostra regione non è così difficile.
Le polpette di zucchine le andiamo a preparare con 4 zucchine, 2 uova, 100 g di formaggio grana grattugiato, olio di semi, quello appunto per friggere, pan grattato quanto basta, sale, pepe e prezzemolo. Andremo a grattugiare le nostre zucchine, le mescoliamo col pan grattato, il sale, il pepe, il prezzemolo, le uova e il grano fino ad ottenere appunto un impasto uniforme. Formeremo le nostre polpettine, le ripassiamo nel pan grattato, le friggiamo in olio di semi e poi finiamo fino a che non sono belle dorate le nostre polpettine di zucchine. Maria, a te piacciono? Sì, assolutamente. Anche ringraziamo Francesca da Trieste che ce le ha inviate e che ci propone anche quindi il gusto un po' del nostro territorio attraverso queste ricette. E invece adesso, Maria, ti do dei consigli, perché noi sappiamo che d'estate magari non abbiamo proprio tanta voglia di cucinare, però quando siamo fuori casa il fritto appunto non ci dispiace, ma soprattutto come per queste polpette che si possono fare anche al forno volendo, però non so qual è meglio per il caldo come soluzione. E sono comode perché alla fine si possono portare via e si possono portare dietro. Allora noi abbiamo però voluto darvi i consigli giusti per friggere in modo perfetto, i consigli di Claudia. Sentiamo. Buongiorno a tutti, allora io sono Claudia e assieme a mio marito abbiamo questa piccola azienda che si chiama La Di Cesar. Abbiamo una piccola attività di catering e non abbiamo il nostro ristorante, però ben volentieri ci spostiamo in ogni dove, insomma. E oggi parliamo di fritto. Qualche piccolo accorgimento per un buon fritto. Il nostro in particolare, la base ovviamente è la materia prima, quindi verdure di stagione come prima cosa e ingredienti di alta qualità. Dopodiché un altro piccolo segreto è la pastella. Noi non usiamo l'uovo, quindi è adatto anche per tutti i vegani in particolare. E la pastella è fatta di farina e acqua, oppure un'alternativa, però lo utilizziamo solo in rare eccezioni su richiesta, la facciamo con l'aticello, ma questo è un altro discorso. E il pane poi, se è leggermente grezzo, diciamo a livello di grana, sarebbe meglio, così rimane più croccante e volendo si può fare anche un mix con la farina di mais. Detto ciò, la cosa più importante oltre questo ovviamente è l'olio, quindi olio di arachide, non olio di semi vari ed eventuali, solo olio di arachide, temperatura alta, almeno 180 gradi. Quindi direi che come trucchi sono questi: ingredienti, materia prima, pastella e olio. Benissimo, allora preso appunti su come friggere al meglio, invece torniamo a parlare dei prodotti del territorio e vediamo come si svolgerà questo tour di Despar Sapori di FVG. Ma ritorniamo anche al nostro tour in Friuli Venezia Giulia, Sapori di Friuli Venezia Giulia, perché so che il truck targato appunto con il nome di questo appuntamento si è già fermato a Lignano. Siamo partiti dal mare, ma in questo luglio saremo in montagna perché ci sarà la tappa di Sappada, di Malborghetto Valbruna, poi si passerà anche a Maiano, a Trieste, a Pordenone, a Tolmezzo, a Udine, a Gemona del Friuli e Gorizia. Io vi ho solo nominato un po' i luoghi dove sarà presente il truck, dove si potranno fare queste esperienze di gusto. Questo è un po' l'ordine, ma andiamo a approfondire un po' cosa si potrà fare in queste tappe. Sì, le tappe sono 10, siamo già partiti, la prima tappa o la tappa numero 0, che è stata quella appunto che ci ha visti al battesimo di questo progetto. Siamo già partiti da Lignano e andremo in ordine, appunto siamo pronti per andare a Sappada questo fine settimana e poi subito dopo andremo a Malborghetto e a Valbruna. Il progetto è abbastanza semplice, coinvolgiamo di volta in volta degli chef importanti e conosciuti e chiediamo a questi chef di poter creare delle ricette con i prodotti del territorio, i prodotti che fanno parte già del progetto Io sono Friuli Venezia Giulia. Tutto questo viene raccontato da uno speaker d'eccezione, quindi da Giuseppe Cordioli in quasi tutte le nostre tappe, che è un esperto, è un giornalista esperto di cucina, esperto del territorio, e questo serve per poter raccontare ai turisti, nel caso di Lignano ma anche in caso di altre tappe, e comunque a chi verrà, si prenoterà e verrà a trovarci, permette di raccontare cosa si può fare di buono con i prodotti del nostro territorio. C'è un'infinità
di prodotti e quindi un'infinità di ricette. Ogni volta vengono create delle ricette ad hoc con questi chef e con i nostri produttori. Vengono raccontate e di solito è andata sempre così, c'è il pienone, c'è il sold out e moltissime sono le persone che vogliono partecipare. Benissimo, eccoci qua e allora torniamo con, dopo aver parlato appunto del tour dei sapori del Friuli Venezia Giulia, e poi vi sveleremo le tappe di montagna, perché le abbineremo anche delle interessanti ricette, ma pensiamo anche al mare, quindi alla Tintarella. Bisogna essere sempre idratati, perché ovviamente con tutte queste ore di esposizione al sole, se vogliamo abbronzarci, è bene prenderci cura anche dall'interno della nostra pelle, e anche appunto perché fa molto caldo e quindi perdiamo più liquidi del solito. Vi diamo questa bella idea, che è una centrifuga, si chiama Summer Love, e contiene proprio gli elementi essenziali, un po' per essere idratati e un po' per avere una bella bronzatura. Vi serviranno per questo 3 carote, una pesca e mezzo melone. Andremo a preparare questa centrifuga che è molto ricca di vitamina C e beta-carotene, perfetta proprio per esporsi ai raggi solari. È essenziale, come mi ricorda Milano che ci propone nel nostro streaming, una bella bottiglia di vino Vabbè, questa è facoltativa, solo per la sera, mi raccomando, non di giorno, che se dovete abbronzarvi poi l'alcol vi fa disidratare e non va bene, non dimenticate questo particolare, quindi meglio la sera, e accompagnate sempre le vostre serate, i vostri aperitivi con dei buoni sorsi d'acqua, non fatevela mancare mai. Quindi unite tutti questi bei ingredienti, ottenete un bel succo grazie alla centrifuga e il vostro Summer Love è pronto per essere abbronzati, non solo, ma anche idratati e con insomma gusto piacevole come quello della pesca insieme al melone con quel tocco di carota. Torniamo allora al nostro mitico tour dei sapori del Friuli Venezia Giulia con Despora e vediamo come si svolgeranno queste 2 tappe in montagna. Questo è il bello anche di Sapori di Friuli Venezia Giulia, non dover scegliere tra il mare e la montagna, perché si può veramente provare di tutto con tantissimi prodotti. Ma volevo chiedere ancora a Fabrizio Cicero, direttore Despar per il Friuli Venezia Giulia, se possiamo avere un'anteprima anche di queste tappe di luglio, chi saranno i protagonisti e un assaggio ovviamente anche di questi appuntamenti, e soprattutto come possiamo registrarci? Allora, le prossime tappe di luglio sono quelle di Sappada il 13 e 14 luglio. Sono 2 gli appuntamenti, l'appuntamento del mattino che va dalle 11:30 alle 13 e l'appuntamento del pomeriggio che va dalle 18 alle 19:30. Nel caso di Sappada saranno 2 gli chef coinvolti, Stefano Basello del ristorante La di Moret e Luca Sacirotto del ristorante Forno Foledor. Loro saranno il cuore dell'evento assieme ai nostri fornitori, ai fornitori e produttori del territorio. Per iscriversi è molto facile, basta andare sul nostro sito www.despar.it, all'interno del link degli eventi, e lì c'è la possibilità appunto di iscriversi a tutti quanti gli appuntamenti, dopodiché ci si vede direttamente sul posto e con l'iscrizione alla mano si può salire su questo bellissimo track e partecipare, essere parte attiva di questa attività. A Sappada il prossimo fine settimana, poi saremo il 20 e il 21 luglio invece a Malborghetto Valbruna con il progetto appunto Nano Valbruna. Lo chef coinvolto sarà sempre Luca Sacirotto di Forno Foledor, e anche in questa occasione nuove ricette, ma sempre ricette del territorio con i produttori del territorio. Quella di assaggiare i prodotti del territorio, far parte di un evento unico, perché di un evento unico si tratta, e perché no, di avere anche un buono sconto per venire a comprare i prodotti del territorio nei nostri punti vendita. Non potete quindi proprio mancare, anche perché ci sono ancora tantissime sorprese per voi. Andatevi subito ad iscrivervi perché ci sarà anche un buono spesa dedicato anche a chi vorrà partecipare a questi appuntamenti, quindi una doppia occasione da non perdere. Benissimo, e allora ne approfittiamo di questa doppia occasione da non perdere anche per partecipare quindi all'iniziativa Despar Sapori di Friuli Venezia Giulia,
E a proposito, insomma, di energia, prima abbiamo parlato di cucinare, abbiamo parlato dei fritti, come si fanno correttamente. Adesso una piccolissima chicca prima di tornare in montagna, visto che l'abbiamo accennata, con delle ricette, ma anche dei consigli su dove appunto fermarvi in montagna nella nostra regione per godervi un momento di relax. Tornando alla nostra cucina, forse non lo sapete, ma avere una parete o una credenza rossa in cucina dà energia all'ambiente. Quindi, senza eccedere, richiamiamo il rosso anche negli accessori. Vi garantisco che cucinerete con più allegria. Maria, ci proverai? Sì, ma non lo sapevo questo del rosso, per me è una novità, anche perché non spesso si trovano cucine con parti così rosse, forse. Sì, no. Ultimamente invece va abbastanza di moda, diciamo, il rosso anche nell'arredamento generale, insomma, ovviamente con parsimonia, certo, perché è un colore forte. Bello forte. Però appunto, come dicevamo, una parete, una credenza oppure un dettaglio possono dare quel tocco in più. Magari, ne so, il zoccolo dei coltelli color rosso piuttosto che uno straccio. Dici che compriamo qualche accessorio rosso, sì, così e andiamo a caffettiera rossa. Bello. A me il rosso piace, quindi sì, anche a me, quindi non ci sta mai male. Noi siamo pronti ad inserirlo anche nelle nostre ricette. Ma questa prima che ti propongo direttamente da Sappada, Barbara, perché all'interno del nostro tour si vivrà anche questa avventura con Gustosa Sappada proprio dal 13 fino al 21 luglio e ci sono tantissimi anche luoghi proprio del posto di Sappada che ci offrono le loro ricette e il loro gusto. Quindi volevo portarti a scoprire 2 delle ricette che verranno offerte tra le più di 20 proposte. Questa si concentra sul colore verde, ci arriva direttamente dalla gastronomia alimentari Cardis, che sta nel cuore di Sappada, che ci proporrà durante questi 9 giorni di tour la gastronomia a chilometro zero pronta a tavola, dei tortelloni di pasta fresca all'ortica ripieni di formaggi di Malca e senchile, che è un affettato senchile croccante che sono proposti proprio da loro, che potrete trovare direttamente in gastronomia. Quindi se volete portarveli a casa non fatevi mancare questa occasione, perché sono buonissimi. Noi abbiamo già avuto l'occasione di assaggiare tantissimi dei prodotti della gastronomia Cardis e sono sempre freschissimi, perché loro appunto li preparano sul momento proprio per farvi gustare il sapore del territorio, quindi andateli a trovare. Ma invece, spostandoci verso un po' di relax, se volete sedervi a tavola, godervi il momento, dando uno sguardo anche a tutto il panorama a contatto con la natura che vi sta intorno, da Baita Pista Nera vi propongono i Gepicka Krop, che sono dei ravioli pizzicati che intanto stiamo dando uno sguardo anche a cui stiamo dando uno sguardo nella nostra diretta video. Sono un piatto tipico proprio loro della cucina sappadina, possono essere considerati quasi, se vogliamo mixare 2 tradizioni, i charsons di Sappada, possiamo dire così. Questi ravioli con pasta di patate ripieni con Saarnschott, che è un formaggio fresco aromatizzato al dragoncello, e poi ci sono la menta, la rapa gialla di montagna, e sono conditi con ricotta affumicata e burro fuso. Meglio di così direi che proprio non c'è, ma c'è anche tutto il menù completo direttamente sul loro sito, quindi potete andare anche voi già a scoprire di più e farvi un'idea. Ma questi sono piatti che vengono proposti solo durante questi giorni, quindi non vi resta che andare a provarli e godervi l'attimo. Intanto grazie anche al sito Sappada Dolomiti per le foto e già uno sguardo verso questa settimana di manifestazione. È vero, e allora che aspettate? Godetevi l'estate, l'aperto, la natura, ma anche tutte le tradizioni della nostra regione, questo piccolo mondo così variegato che non ci fa mai annoiare. Tra il mare, sono bellissime e buonissime le tradizioni, È vero, esatto, è proprio così. Seguiteci anche ovviamente sul nostro sito radio.0.it, troverete tutte le ricette che vi abbiamo raccontato, tutti gli approfondimenti e i link per saperne di più di tutto quello che vi abbiamo presentato oggi, anche tra gli appuntamenti in regione. E soprattutto continuate a mandarcele le ricette, vero Maria? Sì, potete compilare il form direttamente sul nostro sito radio.0.it nella sezione Radio Chef, oppure scriverci al 338 611 6060, il nostro numero WhatsApp che trovate scritto ovunque sulle nostre pagine social, sul nostro sito, insomma è facilissimo da trovare. Non mancate e vi aspettiamo domani invece per parlare di alcuni consigli su come affrontare il caldo. Benissimo. Direi che ci stanno in questo momento. Direi di sì. E allora, buon pomeriggio con la musica di Radio.0, grazie a Igor da Milano alla regia video, vi aspettiamo domani. Radio